Direi che il premio va a corollario, anche a sublimare tutto quello che è il movimento sportivo del Veneto. È la regione più sportiva d'Italia per numero di praticanti. Sui professionisti non aggiungo nulla se non dire che insomma, abbiamo avuto due plotoni di professionisti, sia alle Olimpiadi che alle Paralimpiadi, che ci hanno fatto fare bella figura. Il premio Memo Geremia è nato proprio dall'idea di dare un ruolo importante a Memo. Memo Geremia è stato un grande educatore, un grande formatore, ma è stato soprattutto un uomo che ha accompagnato i giovani nella crescita. È per questo che abbiamo pensato a lui come intitolare il premio, ma soprattutto anche per dare alla nostra Confcommercio un ruolo completamente diciamo di valori, e su questo che ci siamo impegnati. Siamo alla 10ª edizione, siamo orgogliosissimi di questo e devo dire che il premio ha sempre più successo, anche grazie al fatto che l'editoria sportiva è cresciuta enormemente in questi anni, in numero, in quantità e in qualità. Infatti arrivano sempre più libri, perché sempre più libri vengono proprio editati dalle case editrici e ce ne sono sempre tantissimi molto belli, quindi anche la scelta sui vincitori è sempre molto combattuta. Per quanto riguarda le opere in concorso quest'anno stiamo parlando di una sessantina di titoli. La nostra policy è quella di non anticipare troppo le informazioni, perché vogliamo mantenere un po' di suspense, un po' di attenzione, per garantire comunque anche una tempistica di incremento dell'interesse in avvicinamento ovviamente della data del 7 novembre, che sarà la consegna dei premi.